buonasera a tutti, Bobo Sartore da Vicenza. Tanti di voi altri conoscerà il principio della rana bollita. È stata utilizzata dal filosofo Noam Chomsky per descrivere la società e i popoli che accettano passivamente il degrado, le vessazioni, la scomparsa dei valori e dell'etica, accettando de fatto la deriva. Immaginate un pentolone pieno d'acqua fredda nella quale nuota tranquillamente una rana. Il fuoco è acceso sotto la pentola. L'acqua si riscalda piano piano, presto diventa tiepida, la rana la trova piuttosto gradevole e continua a nuotare. La temperatura sale, adesso l'acqua è calda, un po' più di quanto la rana non apprezzi. Si stanca un po', tuttavia non si spaventa. L'acqua adesso è davvero troppo calda, la rana la trova molto sgradevole, ma si è indebolita, non ha la forza di reagire, allora sopporta e non fa nulla. Intanto la temperatura sale ancora, fino al momento in cui la rana finisce bollita, semplicemente morta bollita. Perché vi racconto questa storia? Per dirvi che la temperatura è alta, ma il popolo veneto non si è mica coto. Lo abbiamo dimostrato nel 2017 con il referendum del 22 ottobre. E qual è la nostra missione, il nostro compito? Per non fare la fine della rana bollita. È quello di rendere il popolo veneto consapevole, perché solo un popolo consapevole è in grado di voltare pagina e prepararsi alla rivoluzione, come quello catalano che in sti giorni ha milioni in marcia verso la sua capitale. E nella direzione della consapevolezza va anche la raccolta firme per il riconoscimento della lingua veneta. E se Roma e Milano non ne dà il riconoscimento della lingua veneta, l'autonomia e l'autogoverno, andremo torsi con gli interessi. Viva il popolo di San Marco, viva il Veneto!